Eder. Mac. Pallister. Claudio Sterpin è stato ascoltato oggi pomeriggio in un incidente probatorio durato oltre 5 ore presso il Tribunale di Trieste. Ha confermato con fermezza la sua versione, dichiarando di non aver mai cambiato un dettaglio. Ho ripetuto tutto quello che ho detto fino a oggi. La versione è una. Sterpin ha sottolineato che Liliana Resinovic non sarebbe potuta andare via da sola, affermando che uno solo non fa quel lavoro. Lei è stata portata là. Già in due, di notte, è problematico. Ha inoltre lasciato intendere che il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, potrebbe coprire qualcuno. Probabile, ma non sta a me dirlo. Le probabilità sono millanta e sono tutte valide. Sterpin ha spiegato che Visintin non l'ha cercata perché sapeva che non sarebbe mai tornata e che Visintin sa tutto quello che è successo. L'ho dichiarato più volte e lo dirò anche in punto di morte. Ha definito falsa l'idea che tra Visintin e Liliana le cose andassero bene. Nel corso della giornata fuori dal tribunale è avvenuto un acceso confronto tra Sterpin e Visintin. Il marito ha chiesto a Sterpin rispetto per Liliana, questo chiedo io e basta. Ma Sterpin ha replicato che ha sempre rispettato la donna e che quel che fa e dice Visintin vale zero. Ha aggiunto che non gli interessa niente di quello che fa e dice Sebastiano e ha detto di non voler essere lì, definendo la situazione fuori luogo. Sterpin ha inoltre parlato delle fotografie e degli hard disk risalenti a oltre 20 anni fa che lo ritraggono insieme a Liliana. Ha precisato che quelle immagini sono state rese pubbliche solo dopo la morte di Liliana, non prima. Durante l'incidente probatorio, Sterpin è apparso lucido e sereno, evitando dettagli già noti e concentrandosi sui punti essenziali della sua versione, confermata dal suo legale. L'incidente probatorio, atto irripetibile considerata l'età avanzata di Sterpin, ha lo scopo di cristallizzare le sue dichiarazioni. Le sue parole rafforzano l'ipotesi che la morte di Liliana non sia stata un gesto isolato, ma il risultato di un piano che coinvolge più persone, con Visintin, che secondo Sterpin sa più di quanto abbia finora detto. Il fascicolo resta aperto e la procura continuerà le indagini valutando le nuove dichiarazioni emerse oggi. Rispetto per Liliana, ognuno ha il proprio. Queste sue parole ultime da sputargli in faccia, in teoria è come se lo avessi fatto. Non è la nostra giornata, signori, è lo show dello Sterpin, punto. Devo solo ripetere per i sordi quello che ho dichiarato da 3 anni e mezzo a questa parte, non c'è altro. Non occorreva essere qua oggi se veniva svolto le indagini che dovevano essere fatte 4 anni fa. Mi interessa zero di quello che fa e dice Sebastiano. Questo non è il nostro incidente probatorio, punto. Guardate da loro. E io ho detto quello che sapete già tutti. La verità è una, dai. Ma chi l'ha visto? C'era Sebastiano? Non so neanche se c'era. C'era? Beh, non l'ho guardato. L'ha uccisa lui? Io spero di no per lui, però sa tutto quello che è successo. È andata come doveva andare. Comunque voglio tornare prima di tutto da quello che ha detto Sebastiano, perché io non l'ho visto neanche, non sapevo neanche che c'era. Cioè lui intendeva dire che io manco di rispetto a Liliana perché lui dice che io ho detto che l'amore si può fare con le mani, il che potrebbe anche essere vero, ma ha travisato quello che io ho ripetuto più e più volte, il fatto che di come io e Liliana facevamo l'amore a tavola, tenendoci per le mani sopra la tavola dopo aver pranzato, guardandoci negli occhi e passare minuti su minuti a ripeterci ciao amore. Quello era il nostro modo di fare l'amore tenendosi per le mani e non come quello che intende dire Sebastiano si può fare con le mani. Per lui, quando era ragazzino, ma non è sicuramente quello che intendevo dire io, vuole continuare a buttare fango e dopo dice a me, non so se gli aspettava di comparire, comunque io non l'ho visto proprio, non l'ho neanche visto, perciò mi interessa zero meno se c'era o no. A 3 metri, ma lui era relativamente arretrato, per cui per fortuna mia non avevo modo di guardarlo. Io non l'ho guardato sicuro, lui non so, non mi interessa proprio. Io dovevo ribadire a quello che lui diceva che io manco di rispetto dicendo certe cose di Liliana, che l'amore si può fare con le mani e che potrà avere una sua verità, ma io l'ho ripetuto più e più volte e lo ridico di nuovo, l'intendimento che noi avevamo fra di noi di fare l'amore
tenendoci per mano e guardandoci negli occhi, era semplicemente tenerci per mano, guardarci negli occhi, uno dall'una parte e l'altro dall'altra del mio tavolo in soggiorno, e ripeterci 100 volte ciao amore. Semplicemente noi sostituivamo le lettere, la A uguale 1, oppure è scritto semplicemente A perché è la prima lettera dell'alfabeto, la C è la terza lettera dell'alfabeto e può stare per cara, la M è l'11ª lettera dell'alfabeto e sta per mio o mia. Questo era il segreto del nostro scriverci in codice. Se questo è un codice, allora la NASA è rovinata, insomma. Era un viz nostro, non tanto per paura, quanto per dirci le cose che noi sapevamo di voler dirci, non usando diciamo, la parola intera, eccolo, così com'era. CAM uguale ciao amore mio, 1311. Foto o non foto, lui spiava Liliana da tanto tempo, mesi, forse perfino anni, e sapeva benissimo tutto di noi, tutto, anche perché esiste un'applicazione fra telefoni dove, tra gli iPhone soprattutto, dove fra due iPhone si può instaurare un'applicazione che l'uno sente quello che dice l'altro, anche a chilometri di distanza. Per cui non è escluso, io ne sono convintissimo, che Sebastiano sapeva di noi tutto da tanto tempo, non mesi, forse perfino anni. Tra due iPhone non si può condividere l'audio della stessa chiamata. Tra due apparecchi Apple sotto lo stesso iCloud, per esempio un iPad e un iPhone, si possono condividere alcune app e leggere ad esempio gli stessi messaggi WhatsApp, ma l'audio di una chiamata non può essere condiviso. Ovviamente parliamo di una condivisione che avviene in un momento in cui il primo chiamante non è a conoscenza della duplicazione dell'audio, perché invece col permesso comune sarebbe possibile farlo, ma Liliana avrebbe dovuto sapere che l'audio veniva duplicato. Quindi quello che può aver fatto Sebastiano, che probabilmente ha fatto, è stato leggere i messaggi WhatsApp presenti sul telefono, sull'iPad di Liliana con l'altro dispositivo. Specifichiamo, non solo leggere ma anche ascoltare i messaggi audio di WhatsApp. E quindi il movente sarebbe la love story? Ma potrebbe essere, se non uno, è uno dei moventi. Potrebbe esserci perfino più di uno. Interesse economico è il secondo in lizza e dopo non si sa, lascio il pallino a chi fa le investigazioni. In realtà Sebastiano poteva anche tollerare l'esistenza di Claudio Sterpin nella vita di Liliana, ma non poteva tollerare di restare senza soldi, abbandonato da Liliana, quindi il movente primo probabilmente è quello economico. Ma l'omicidio in sostanza nasce dalla somma dei due moventi, economico e sentimentale. Io l'ho già detto e lo ripeto, Sebastiano sa tutto quello che è successo a Liliana. Non voglio dire che è l'esecutore materiale, ma lui sa tutto quello che le è successo. Basta interrogarlo, se viene qua qualcuno che fa quegli interrogatori seri, in 2 minuti glielo dice. Nell'incidente probatorio si è parlato anche molto della love story tra te e Liliana. È stato insistito anche su questo punto, tutte le domande che c'erano da fare, e io ho risposto esclusivamente per quel poco che potevo rispondere, perché non era nostra intenzione, mia e di Liliana, di pubblicizzare la cosa prima di effettuarla. Noi saremmo scomparsi da Trieste probabilmente il 16 o 17, massimo il 18 di dicembre, e al ritorno avremmo fatto il giro dei nostri parenti e amici a raccontargli la nostra storia tutta, come io l'avevo raccontata pochi giorni prima a Salvatore Nasti, che era forse uno dei pochi, per non dire l'unico, che la conosceva per filo e per segno, al quale io ho telefonato il giorno stesso, il 14, e l'ho messo al corrente della nostra situazione. Noi dovevamo andare a passare per conto nostro il primo weekend della nostra vita assieme, e al ritorno avremmo raccontato a tutti i nostri parenti e amici eccetera quello che era stato già compiuto. Era una fuga d'amore, succedeva soprattutto 100 anni fa. Lo sposo faceva finta di rapire la sposa, la quale era consenziente. Io gli avevo raccontato tutto. In quell'ora noi ci siamo trovati
il 14 dicembre, siamo nel viale 20 settembre di Trieste e strada facendo, perché io ho posteggiato vicino al tribunale attuale, e strada facendo gli ho raccontato tutta la nostra storia a Salvatore Nasti. Ho accompagnato a casa. Visto come sono andate le cose, sapeva probabilmente al suicidio, non crederò mai, come non ho creduto da subito, che Liliana potesse pensare al suicidio. Io l'ho detto e lo ripeterò in eterno, parlando seriamente con lei, le era scappato una volta di dire: io potrei suicidarmi solo se tu muori prima di me, motivo per il quale io non avevo intenzione di andarmene ancora, per cui non poteva suicidarsi con me vivo. Non ci sono altre domande. E per ritornare sul modo di comportarsi di Sebastiano, lui manca di tatto perché accusa me di mancare di rispetto a Liliana, quando invece il primissimo a mancare di rispetto è lui, dichiarando che io ho detto, ed è una palla tremenda, proprio una bufalona, che l'amore si può fare anche con le mani. Questa è una per capirci. Ecco, non è assolutamente vero che io ho mai detto una cosa simile. Io ho detto che con Liliana noi facevamo l'amore semplicemente tenendoci mano nella mano e gli occhi negli occhi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.